Voi non potete, sono tutto surato. Ho appena finito di registrare un video intenso di 25 minuti sulla conferenza e non ho cliccato su record. Falso! No, invece è vero, è tutto vero. Falsissimo! Non ho cliccato niente e devo ricominciare da capo. E che ne sai, cominciamo. Madonna mia, mo non viene bene il video. So già che non viene bene. Do il benvenuto di nuovo a Cristian Coppola, a tutti quelli che si sono iscritti. Siete tantissimi, abbiamo sforato i 20, il punto 600. Quanto siamo? 26 e 600. Me la sono persa per strada, sì, 26 614. Iscrivetevi, lasciate un like con fiducia, voi che vi divertite della community e così, quelli là che invece soffrono, perché ci sta pure chi mi soffre in maniera anche intensa. Stai tranquillo amico mio, non ti far venire niente perché siamo tutti tifosi del Napoli. Allora, cominciamo tutto da capo, non ho proprio idea. I meme che ci ha regalato De Laurentiis sono incommensurabili, sono senza prezzo, sono in... non puoi... allora, non so, perché... Eccolo qua. L'Ingiocabdielle. Lui il vero ingiocabile, un personaggio di una statura incomprensibile, che oggi stava in grande forma, si trova anche bene con la combriccola evidentemente di tutti i politici che condividevano lo spazio. Vabbè, si comincia con Lombardo, penso di farlo un po' più stretto perché sto stanco. Lombardo molto sarcastico, dice benvenuti, vedo quelli che ci sono, quelli che non ci sono, che non credevano nel Napoli che si sarebbe ripetuto eccetera eccetera. Grande stagione, si toglie un po' di sassolini Lombardo, se ne toglierà anche ADL che a un certo punto risponde, dice io non sono d'accordo con te e si rivolge proprio a Lombardo. Le cose ci sono andate di lusso e De Laurentiis comincia questa conferenza con un bel elogio, un'altra bella sviolinata nei confronti di Conte, perché dice le cose ci sono andate bene, dice è stato bravo Conte a risolvere ogni problematica che si è presentata. Non poco, non è una dichiarazione da poco, lo registriamo il cambiamento nei confronti del tuo allenatore, il rapporto si vede che è diverso rispetto al passato e ci fa molto piacere perché lo sappiamo che da lì parte tutto. E poi c'è questo nuovo meme che ci regala del falso, falsissimo, perché insomma riferendosi a una narrativa, una narrazione che vuole le altre squadre del campionato italiano quest'anno essere squadre deboli, e De Laurentiis si dice falso e cita un po' alcune squadre che hanno fatto dei begli exploit, cita il Bologna, la Roma, e poi ripete, e lo ripeterà spesso, che il calcio è in crisi, parla dell'Inghilterra che sta perdendo dei soldi, e poi se si vince con troppo distacco qualcosa vuol dire che non ha funzionato. Cioè qua la mia memoria mi rimanda a 2 anni fa, 3 anni fa, quando invece abbiamo vinto con grande distacco. Se lì qualcosa non ha funzionato, a me comunque è piaciuta la cavalcata quella là. Forse questa vittoria è più emozionante perché quasi non te l'aspetti, fino alla fine c'hai la paura di non farcela e poi ce la fai, quindi l'emozione te la dà. Poi dice non mi fate incazzare, non fate domande sul mercato perché prima di un mese non compriamo nulla. Io mi divertirò, mi sto divertendo a leggere tutti i nomi che fate. È stata una stagione straordinaria. Non mi sembra di vedere qui persone che avevano pronosticato la vittoria dello scudetto e forse nemmeno l'ingresso in Champions League, però voi giornalisti che fate tutti i nomi possibili e immaginabili, ma prima di un mese non succederà nulla. Però ci aggiungerà dopo anche la questione De Bruyne e quindi chiudiamo il discorso del mercato. Il professor, come si chiama? Il sindaco Angelo Caruso, il sindaco di Castel di Sangro, fissato, completamente fissato sulla questione dell'irrigazione, dell'acqua santa, di quell'episodio dove ADL fu spruzzato da un giardiniere sul campo, gli fece evidentemente, l'ha fatto divertire moltissimo il signor Angelo Caruso, che dà delle boccette con dell'acqua di Castel di Sangro a tutti quanti, la pergamena con una poesia nei confronti, si è divertito moltissimo. Dopodiché Caruso si chiama, perché avete sentito male il nome? Caruso
Angelo Caruso. Non fatevi ingannare dal fatto che a un certo punto si è cominciato a parlare di Miss Napoli, Miss Italia, la piscina, le ragazze che si devono tuffare, eccetera eccetera. Sono retaggi di patriarcato così spicciolo. Caruso, non Rattus, Caruso si chiama, e quindi addirittura il buon Lombardo in questo caso cercava di fermare il personaggio irrefrenabile dicendo vabbè, ma parliamo magari delle strutture, delle novità. No, lui va dritto per la sua strada con battute di dubbio valore, insomma, lasciamo magari tiriamolo una linea e stendiamolo il vero Pietro Caruso. Si chiama Caruso. Dopodiché domande che poi si intersecano anche con De Laurentiis: per una grande Champions quanti innesti possiamo aspettarci? De Laurentiis risponde: è inutile parlare con voi in maniera educata. Poi educata, non mi rompete il cazzo voi e le domande di mercato, educata fino a un certo punto, ma dice voi comunque mi farete le domande sul mercato. E sul Mattino, e qua apro una piccola parentesi, sul Mattino ho letto che noi e la Juve siamo stati ai massimi livelli con una certa costanza. Poi ci apre l'altra parentesi, dice loro in maniera non sempre chiara, noi in maniera sempre pulita. Questa è una cosa che noi diamo merito e diamo atto al presidente: il vincere in maniera pulita non ha prezzo e lo apprezziamo. Poi gli si chiede anche di De Bruyne, nel senso, dice, è un'operazione diversa da solita, è la più importante, e Da Laurentiis dice no, non è la più importante. Prima di tutto questa operazione nasce 3 mesi fa, e questa già è una notizia, cioè a noi arriva quando praticamente è già in porto, mancano dei dettagli. De Laurentiis ripete che cazzo comprate chi non comprate, perché poi se no le manda a fanculo veramente, No, Kevin è un fuoriclasse, ma con una certa anagraficità, cioè riconosce del fatto che abbia la sua età. Io poi sottolineo che forse all'epoca l'operazione Higuain era anche più, forse non ce ne siamo accorti di quanto era potente quell'operazione là, perché veniva dal Real Madrid e stava nel prime della sua età e delle sue possibilità tecnico-fisiche. E va bene, ovviamente De Bruyne è il non plus ultra, però arriva, come dice giustamente De Laurentiis, in un'età diversa. Ma ci saranno parecchie aggiunte, dovete stai sereno, come dice il nostro Enzo nel gruppo Telegram, devi stare sereno, assettate, perché noi non vi aspettavate nemmeno la conferma di Conte, invece è arrivato, quindi dovete stare sereni. Poi interviene Umbi Chiariello che dice di essere sotto shock per la questione dell'acqua santa, il battesimo e tutta una serie di cose. Poi ci dice che lui è strafelice della permanenza di Conte, a doppia però, perché prima Conte era un imbecille vero, ce lo ricordiamo quel passaggio di qualche anno fa, dopodiché è stato lui il fautore che voleva, che ha pressato per avere Conte, dopodiché nelle ultime giornate Conte era il problema perché si stava rischiando di perdere nel finale e quindi il colpevole era Conte, dopodiché quando abbiamo poi vinto è strafelice di nuovo. Bene, registriamo questa situazione. E poi fa una domanda che però è interessante, dice: chi vedremo in ritiro? Ci verranno a prendere probabilmente anche le autorità, dice, perché uno si aspetta, riusciamo a vedere più dei giocatori che saranno quelli là effettivamente protagonisti della prossima stagione, oppure vediamo i soliti giovani che magari fanno il ritiro con te, poi devono andare in prestito e non saranno loro alla fine a scendere in campo con la nostra squadra. E De Laurentiis è molto chiaro nella risposta, che dice: anche io vorrei averli tutti a disposizione, ma per averli tutti a disposizione tu sei disposto a pagarli un 30% in più? Perché evidentemente De Laurentiis sa che se tu aspetti un pochino, se li vuoi adesso e dimostri un interesse troppo forte, te li fanno pagare con un sovrapprezzo. E poi cita anche le 32 squadre che saranno al mondiale per club. Se noi individuiamo alcuni di questi giocatori qua, per esempio, è chiaro che gli devi concedere anche un minimo di vacanza nel momento in cui finiscono questa competizione, non possono venire direttamente a allenarsi. E questo è un discorso giustissimo, è una novità assoluta. Dobbiamo stare lì a capire se questo mondiale per club creerà dei problemi anche per la preparazione atletica di queste squadre oppure no. E quindi forse non sarebbe una cattiva idea di puntare ai giocatori che non stanno facendo il mondiale per club, ma che in questo momento si possono riposare, dopo ovviamente gli impegni delle nazionali, fanno una bella vacanza, e poi se si deve ripartire con Conte
si sa che bisogna faticare, come io per questo video. Dopodiché De Laurentiis ci ricorda che lui viene preso per un visionario, ma siamo dei pugili suonati, noi del calcio, che stiamo là, rimaniamo sul ring, ma continuiamo a prendere pugni perché il calcio inglese perde 700 milioni di sterline. Qua si aprono, qua è difficile perché si è aperto una serie di parentesi senza chiuderne nessuna. Io cerco di fare del mio meglio. Il nostro futuro, non indire magari gli stati generali del calcio, ma meno potere ai procuratori, più potere alla società. Permetterci in Italia di fare i contratti lunghi di 8 anni, questo a De Laurentiis interessa moltissimo. Poi apre la parentesi degli stadi, dice sì, tanti tifosi, abbiamo fatto tanti sold out, ma in quanti poi hanno visto per bene la partita? Lo stadio me lo danno un giorno prima con grandi spese, ma io non ci posso fare niente. L'esempio che gli piace spesso del Paris Saint-Germain, che lui paga, loro pagano 1 milione per l'affitto dello stadio, ma ne fanno 120 con tutto quello che possono fare all'interno dello stadio tutti i giorni. Quindi quello è l'obiettivo, e lo sappiamo bene, non è costruirne uno nuovo con delle spese pazzesche, ma avere in gestione il Maradona vita natural durante per tutto il tempo possibile, in modo tale da poterlo far fruttare. Poi aggiunge anche che abbiamo tirato fuori dei giocatori dal vivaio. Questo è un po' il richiamo, la famosa cantera del centro sportivo. Non ne parla, ma aspettiamo, teniamo ancora una novantina di giorni prima della prima pietra. Dice noi li tiriamo fuori dal vivaio, poi li dobbiamo dare in prestito. L'NBA, altra parentesi, si è fermata e poi hanno ricominciato così, ogni tanto ci mette il basket dall'America in mezzo. DAZN ha fatto fuori la Francia, e insomma quest'anno io prevedo che ci saranno almeno un 300 milioni di spese tra ingaggi, tra cose varie, e poi le squadre mi chiedono i prestiti, e su questo punto lui dà un pochino di meno importanza alle squadre più piccole. Dice se tu non hai audience, se non sei competitivo, e che partecipi a fare, e poi mi chiedi a me i giocatori in prestito. E qua io non sono d'accordissimo, perché le squadre piccole servono, e come se servono. Le squadre piccole è capace che ti bloccano una squadra grande, l'Inter col Parma, e quei 2 punti persi là, ce li siamo ritrovati in saccoccia, ma pure noi avremmo potuto zompare con quel pareggio col Genoa. Le squadre piccole servono, rendono secondo me il gioco più affascinante, perché altrimenti ritorniamo al discorso della Superlega che abbiamo rinnegato. Sempre le squadre incredibili? No, servono anche le squadre piccole, proprio perché loro magari ti chiedono un giocatore in prestito che tu hai cresciuto ma non ci credi fino in fondo, perché Zerbin, Gaetano, tu non ci credi, non li fai diventare titolari o li metti così, mentre le squadre più piccole magari li mettono in campo e tu capisci se questi hanno un futuro nella tua squadra oppure no. Quindi il discorso di mettere sempre indietro le squadre più piccole e attaccarle così non lo adoro. O perché si parla delle amichevoli, ce la farò. Non dipende da noi, dipende dal Napoli, dice l'assessore, non so che cosa, magari chiamare il Pescara. Figlio mio, ma questo devi dire alla Meloni, visto che sei amico della Meloni, di investire un po' nel cinema. Molto bene, allora lui, De Laurentiis, risponde ma pensi sempre ai cazzi tuoi, alle solite così, e poi De Laurentiis apre la parentesi: io mi oppongo alle trasferte, le abbiamo fatte in passato, qualche amichevole in trasferte, mi sono pentito, non le voglio fare più. Quando chiamo le squadre per venire da noi, loro dicono a Napoli veniamo, a Roma veniamo, a Castel di Sangro, e come veniamo? E quindi De Laurentiis ci fa capire che ha trovato lui dei modi per poi insomma agevolare la trasferta, che non sarà immediata per queste grandi squadre, per venire a giocare a Castel di Sangro, e specialmente perché lui dice non vuole disturbare quella che è la preparazione della squadra, interromperla, viaggiare, le tournée, non le vuole fare De Laurentiis. Ovviamente questo è un discorso che sotto un punto di vista di preparazione tu ti affidi al tecnico. Se il tecnico è contento così, io penso che si faccia bene a fare così. Poi ci perdi magari delle opportunità di brand, di marketing, quando vai a fare le tournée. Tutte le squadre del mondo la vanno a fare, non lo so quanto questo ti distrugga la preparazione e ti porti dei problemi più avanti. Tutto il resto delle squadre le fanno, noi no. Tirando le somme forse va bene così, se non si trova la maglia all'estero è inutile che ve la vai a fare il branding così. Se invece vogliamo crescere sotto quel punto di vista, secondo me un pensierino va fatto. Sembra quasi che sai poco.
Allora, Ma questo discorso si può allargare anche al discorso del mondiale per club, perché se il Napoli poi migliorasse il suo ranking e si ritrovasse di nuovo a poter partecipare al mondiale per club, che fai? Non ci vai perché ti dà fastidio la preparazione? Va messo sul piatto e va capito. Aurelio, che fai? Vieni con me in America. Poi ripete che se i miei figli vorranno cedere, io ho avuto l'offerta di 900 milioni, ma oggi nemmeno a 2 miliardi e mezzo. Ragazzo, ma come? Io e tuo padre qui non ci siamo riusciti. Ce l'abbiamo fatta. E che cosa vuoi fare in questo paese? Ambro Carme, ce l'abbiamo fatta. Penso di aver distribuito all'interno del video, così random, tutte le piccole perle che ci ha regalato il presidente. E state tuned perché vi voglio portare il contenuto sul mondiale per club, che secondo me può essere divertente, non tanto per guardare i nuovi giocatori che possono interessare al Napoli, perché potrebbero non interessarci, ma per capire se poi queste squadre, secondo voi le squadre europee veramente giocheranno con i titolari? Secondo me li centellineranno. Da New York, Valerio Fluido e tutto. Registrare 2 video consecutivi non è facile. Lasciate il like se vi va e state tranquilli perché sarà un'estate dove ci divertiremo moltissimo.